Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, comincia oggi un nostro viaggio all'interno dell'Università della Calabria. Vi faremo vedere, grazie all'ausilio della nostra troupe, vi faremo vedere i laboratori dove ci sono tanti giovani ricercatori che studiano, si ingegnano, progettano cose davvero molto interessanti che sono un po' il vanto di una Calabria che guarda oltre le miserie della quotidianità, e ce ne sono tante purtroppo. Vi faremo vedere che cosa avviene oggi. Come prima puntata siamo andati all'interno del laboratorio dove si lavora per il restauro dei monumenti, delle opere d'arte. Venerdì, il secondo giorno della settimana che noi dedichiamo a questo approfondimento, vedremo il laboratorio di genetica, vedremo farmacia, quello che avviene all'interno del laboratorio. La prossima settimana saremo a meccanica, insomma vi racconteremo una Calabria diversa, perché viva Dio abbiamo la necessità tutti quanti di vedere che c'è una Calabria che funziona, che lavora, che si impegna, che guarda con fiducia al futuro. C'è per noi un laboratorio adesso di restauro Rosalba Baldino, che è collegata in diretta. Fatemi vedere il monitor per favore. Ecco Rosalba, io ti vedo, vedo questo laboratorio, uno spicchio di laboratorio. Intanto grazie alle persone che lavorano all'interno di questa struttura dell'università, che hanno accolto le nostre telecamere e ci mostrano quello che avviene in questo pezzo di Ateneo della Calabria. A te, raccontaci. Allora, direttore, intanto ti devo dire che non è semplice per noi effettuare dei collegamenti all'interno, perché non in tutti i laboratori riusciamo ad avere la linea per collegarci, quindi abbiamo cercato in pochissimi minuti, con anche la collaborazione dei docenti, dei ricercatori, di capire quale fosse la postazione adatta, e abbiamo cercato anche di farvi vedere, perché insomma siamo qui per questo, i laboratori che sono davvero molto importanti. Ricordo ai nostri telespettatori che noi ci troviamo nel Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell'Università della Calabria. In particolare questo è il laboratorio di spettometria di massa alla plasma. Ci sono tantissime apparecchiature. Intanto vi dico che cosa si fa in questo laboratorio. Qui si fanno delle analisi, si fa la diagnostica per capire i problemi che hanno i nostri monumenti. Quando si interviene sul Duomo o su un Duomo all'interno delle nostre città, noi abbiamo un patrimonio artistico veramente importante, per parlare solo della Calabria, ma in questo laboratorio si analizzano campioni che arrivano, campioni chiaramente piccoli, campioni di frammenti che arrivano appunto da monumenti anche fuori dalla nostra regione, e quindi è un laboratorio che lavora moltissimo e che è anche molto ambito, perché i risultati sono risultati che orientano poi gli interventi di restauro. Dicevo, per esempio, vi faccio vedere una delle attrezzature. Questo è un microonde, con me la professoressa Donatella Barca. Adesso lei ci spiegherà meglio, però vedete anche delle provette all'interno di questo, che è un altro degli strumenti che i ricercatori quotidianamente usano. E poi vi faremo vedere anche delle altre strumentazioni che sono davvero innovative. Allora, professoressa Barca, come lavorate quotidianamente? Arriva questo campione di frammenti da un monumento, voi analizzate attraverso quali procedure? Allora, in realtà spesso andiamo anche a fare il campionamento, perché così insomma già
prendiamo confidenza col monumento e capiamo quali sono le parti importanti, nel senso che andiamo ad individuare il campione integro e quello degradato, perché poi questo tipo di indagine è fondamentale anche per, appunto, come lei diceva, per andare ad operare e eventualmente decidere il modo per intervenire. Allora, in questo... Quindi, mi scusi, lo diciamo anche per i nostri telespettatori, voi scoprite le malattie che hanno i monumenti, il tempo deteriora, insomma con il tempo non solo le persone ma anche i monumenti hanno dei problemi. Sì, sì, certamente, insomma diciamo che uno degli obiettivi primari è quello di andare a capire innanzitutto le condizioni di salute del monumento, quindi questo si può fare visivamente, ma chiaramente quello che si può fare visivamente è piccolissima cosa, quindi poi tutto il resto si fa in laboratorio, quindi questo piccolo campione che noi possiamo prelevare lo portiamo in laboratorio e lo sottoponiamo ad analisi. Vari tipi di analisi, appunto come lei diceva, insomma magari i collegamenti li faremo solo da 1 o 2 laboratori, ma abbiamo una strumentazione all'avanguardia, quello che vediamo è solo una minima parte delle strumentazioni che possediamo e una minima parte di questo laboratorio. Qui siamo nella, diciamo, stanza preposta alle preparazioni, perché in realtà in questo laboratorio, che è il laboratorio di spettrometria di massa al plasma, al di là del nome altisonante, noi possiamo eseguire 2 tipi di indagini, perché abbiamo uno spettrometro che segue le indagini sulle soluzioni, quindi sulle acque tra virgolette, e un altro che invece esegue le analisi direttamente, quello appunto con l'ablatore laser, sul solido. Però se noi preleviamo un campioncino di materiale solido, prima lo dobbiamo portare in soluzione. Ecco che interviene il microonde, cioè noi sciogliamo, tra virgolette, infatti si chiama, nel gergo tecnico lo chiamiamo mineralizzatore, allora, noi sciogliamo i campioni. Quotidianamente analizziamo siti bellissimi, per esempio adesso sto svolgendo una ricerca sulla caratterizzazione dei mosaici a Vibo Valentia, i mosaici del quartiere Sant'Alò, in collaborazione con la soprintendenza in questo caso di Reggio Calabria, con altri colleghi. Siamo un team molto forte, in questo caso ad esempio è interessante, nel caso dei mosaici facciamo più che altro un tipo di indagine finalizzata ad individuare la provenienza dei materiali. La provenienza dei materiali è fondamentale perché questo ci dà informazioni non solo sull'eventuale pregio del sito archeologico, ma anche nel momento in cui dobbiamo fare dei trattamenti con dei protettivi o dei consolidanti. Noi, conoscendo la natura del materiale lapidio, noi siamo in grado ad esempio di intervenire in maniera più idonea. Stiamo studiando insieme a una collega dei reperti vitrei rinvenuti in uno scavo del 2008 nel Duomo di Cosenza. In collaborazione con la soprintendenza abbiamo analizzato il sarcofago che era contenuto nel Duomo di Cosenza, quello che è stato spostato proprio 2 giorni fa, per definire appunto per avere contezza della provenienza della lastra di marmo di questo sarcofago. Insomma, lavoriamo tanto anche in Calabria. Ora ho parlato di Cosenza, ma poi ci sono colleghi che hanno lavorato su varie cattedrali, su il sito di Monasterace, insomma spaziamo anche in Calabria. Certo, direttore, noi ci troviamo adesso in un laboratorio che è molto particolare, c'è uno strumento che vi voglio far vedere, visto che appunto la linea ci assiste. Tra l'altro abbiamo il tecnico con noi, il tecnico di laboratorio, che è Mariano Davoli. Allora, questo strumento cosa consente di fare? Lei stava lavorando su delle immagini. Sì. Dunque, allora, questo che vedete è una microsonda elettronica, è uno strumento abbastanza sofisticato, fa parte della famiglia dei microscopi elettronici. Questo ci permette di fare delle analisi morfologiche e analisi chimiche su campioni dell'ordine dei micron, dei nanometri. Quindi, diciamo, ha un duplice scopo l'analisi fatta qua, quello di studiare la morfologia dei nostri campioni e in più caratterizzarli da un punto di vista chimico. Il sistema diciamo, è uno strumento molto versatile questo qua, perché permette di analizzare diverse tipologie di materiali e quindi bene si presta allo studio nei beni culturali, perché qua riusciamo ad analizzare e a caratterizzare metalli, ceramiche, pigmenti,
tessuti, tutto ciò che ha a che fare, molti di questi hanno a che fare con i beni culturali, quindi questo ci permette di caratterizzarli da un punto di vista chimico e diciamo le risposte che traiamo dalle analisi che vengono fatte qua poi vengono utilizzate sia da un punto di vista diciamo della caratterizzazione generale, quindi della conoscenza, dell'ulteriore conoscenza dei reperti che vengono studiati, ma anche è importante per lo studio di caratterizzazione, quindi quando bisogna restaurare, quindi bisogna recuperare i beni, è necessario caratterizzare, quindi capire qual è la problematica e quindi riuscire a capire esattamente come intervenire sul reperto storico. Mariano, ma nel pratico come funziona il materiale del campionamento? Dove va inserito per poi poterlo vedere sui monitor? Diciamo, questo strumento è costituito da due parti fondamentali. C'è la colonna elettroottica, che sarebbe questa parte in cui viene generato un fascio elettronico, e poi c'è la camera che si trova nella parte inferiore, tutta questa parte sotto, in cui viene inserito il campione tramite quest'asta. Tutto il sistema funziona sottovuoto perché è necessario, l'analisi vengono fatte, diciamo c'è un'interazione elettroni-campione, quindi è necessario che il sistema sia sottovuoto. Una volta che è inserito il campione, generalmente parliamo di campioni dell'ordine micrometrici o al massimo millimetrici, quindi non riusciamo ad inserire grossi campioni, però questo ci permette di caratterizzarli da un punto di vista morfologico, dopodiché e poi riusciamo con un sistema di microanalisi anche a caratterizzarli da un punto di vista chimico. Se voi vedete, questo strumento è caratterizzato tutto da questa serie di spettrometri che voi vedete che sono montati intorno alla camera, e questi sono degli spettrometri che permettono di analizzare i raggi X emessi dal campione in seguito all'interazione col fascio elettronico. Lei su cosa sta lavorando questo momento? In questo momento sto analizzando delle particelle di silica che vengono utilizzati, in questo caso stiamo caratterizzando da un punto di vista morfologico, capire se si sono formati determinate il grado di cristallizzazione di questa nanosilica che stiamo analizzando. Quindi, come vi dicevo prima, praticamente questo strumento è versatile, quindi si presta a parecchie applicazioni, quindi anche da un punto di vista della morfologia talvolta è importante capirne la forma, quindi lo studio della cristallizzazione dei campioni che stiamo analizzando. In questo caso lo studio, ovviamente noi parliamo dell'ordine sempre, per esempio questo è un micron, quindi parliamo dell'ordine del micron, quindi del millesimo di millimetro o del nanometro, quindi un milionesimo di millimetro. Parliamo di strutture che poi compongono il materiale che noi andiamo a studiare. Grazie professoressa. Allora, ecco, noi riusciamo a vederla forse insieme alla nostra telecamera? Sì, direttore. Puoi tornare un attimo Pronto? Puoi tornare un attimo nella postazione dove c'era il tecnico in questo meraviglioso strumento. Allora il direttore forse ha delle domande per il tecnico. Voglio capire, praticamente basta prelevare, che so io, quasi un granello di sabbia per arrivare poi alla storia completa di quella che contiene questo microorganismo? Allora, il direttore fa questa domanda. Sì. Basta prelevare un granellino di materiale, quindi di sabbia, per arrivare poi alla diagnosi? Sì, e allora diciamo che è necessario prelevare una parte del campione, quindi in genere quello che si cerca di fare quando si fanno analisi soprattutto su reperti archeologici di una certa importanza, cercare di fare analisi che siano non distruttive, quindi che non venga distrutto il campione. Diciamo che in questo caso noi abbiamo la necessità di prelevare una piccola parte, perché si possono anche fare con delle microcarotaggi, se per esempio è un reperto abbastanza importante, prelevare una microcarota invisibile, però è necessario, quindi si parla di un piccolo prelievo che bisogna fare sul campione da poter inserire all'interno della camera.
Questo poi talvolta è sufficiente, dipende dalle risposte che uno vuole avere. Quindi da questo, diciamo, frammento piccolissimo si può anche ricostruire la storia del monumento? Talvolta sì, è sufficiente, perché talvolta è sufficiente guardarlo in stratificazione. Cioè se noi preleviamo un campione, si chiama la cosiddetta cross section, cioè noi prendiamo una parte di materiale perpendicolarmente alla sua struttura, in modo tale da vedere la stratificazione. Quindi quello ci dà informazioni su tutte le varie stratificazioni che noi stiamo guardando, e questo vale per parecchi tipi di campioni, che vanno per esempio dalle ceramiche, quindi si vede la struttura e si capisce lo stato di la vetrina che c'è sulla ceramica che si è formata, oppure dai metalli, quindi i bronzi, quindi si vede la struttura del bronzo all'interno più la crosta superficiale. Quindi questo ci dà molte informazioni. Da questo si riesce a riconoscere, quindi a capire la composizione e a capire anche eventualmente come intervenire per poterli recuperare. Parecchi lavori che sono stati fatti qua su bronzi, abbiamo analizzato diverse tipologie, anche ceramiche, malte. È stata utilizzata questa tecnica di analisi che ha permesso di caratterizzare in stratigrafia tutta la sequenza degli strati, quindi riconducibile poi alla struttura generale del campione, e quindi anche alla caratterizzazione e all'individuazione delle varie problematiche, e questo ovviamente è alla base poi delle scelte di intervento da fare sul campione stesso. Certo, insomma, direttore, è davvero un mondo molto fascinoso. Dimmi. Sono affascinato da questa cosa, da questa storia, come si da un granello di sabbia si ricostruisce, si può risalire alla storia del monumento, del manufatto, una cosa bellissima. Grazie proprio a questi strumenti che sono di Ti vogliamo far vedere un'altra cosa, direttore, se abbiamo il prosegui, tempo. Perché è molto bello. Sì, abbiamo il tempo, puoi andare. Anzi, aspetta Rosalba, facciamo che così. Abbiamo anche sconvolto il pomeriggio dei ricercatori. Rosalba, qui, no? Non è proprio facilissimo. Rosalba, sì, facciamo così. Mandiamo il break pubblicitario e poi torneremo in diretta. Perfetto, vi aspettiamo. Pubblicità, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. Magari in studio vedo Rosalba già pronta lì per la seconda parte, ci fa vedere ancora altri pezzi di questo laboratorio straordinario dove si studiano i componenti delle grandi, come dire, le grandi costruzioni della storia. Basta un piccolo granello per studiarne esattamente quello che è necessario poi fare per intervenire, per salvaguardare il bene storico e archeologico, e tutto questo all'interno dell'Università della Calabria. Vedete che cosa meravigliosa, quante cose abbiamo in questa nostra regione che meriterebbero forse di essere pubblicizzate, amate forse di più, incentivate, sponsorizzate nell'accezione più ampia del termine, come necessita per una terra che vuole guardare al futuro con occhi diversi. Rosalba, ci sei? Andiamo al collegamento. Allora, direttore, sì, noi ci siamo spostati e siamo riusciti materiale, ad andare guarda. oltre. Sì, allora, quelli che vedete sono dei campioncini di cava su cui sono stati effettuati dei test. Li hanno fatti alcune ricercatrici che adesso vi presento subito. Lei è Michela Ricca. Buon pomeriggio a tutti. Allora, e lei invece è Natalia, giusto, lo sbaglio, Rovella. Salve. Allora, cominciamo con te, Michela. Che tipo di test sono stati effettuati su questi campioni? Sì, questi sono dei campioni di cava mediante i quali stiamo conducendo uno studio qui a livello proprio territoriale all'interno di un progetto finanziato proprio dal Por Calabria,
progetto Crati, che riguarda la valorizzazione del centro storico di Cosenza, coordinato dal professor Mauro La Russa. In questo progetto noi stiamo conducendo appunto lo studio tutto di diagnostica del sito oggetto di studio, ma allo stesso tempo, poiché questo sito è affetto da forme di degrado, stiamo testando in laboratorio dei prodotti protettivi con proprietà consolidanti da testare poi successivamente in loco, in situ. Ovviamente tutti questi test avvengono su questi provini di cava che abbiamo appunto visto, vengono condotti nei nostri laboratori e vengono sottoposti a dei cicli di invecchiamento accelerato. Cosa significa? Noi andiamo artificialmente a degradare il materiale, a velocizzare i processi di degrado che comunemente si manifestano in ambiente aereo dovuti comunque agli agenti atmosferici. Che cosa facciamo? Nel caso specifico i provini sono stati sottoposti a test di cristallizzazione salina, quindi accentuiamo, velocizziamo il degrado mediante l'azione proprio del sale. In questo caso abbiamo utilizzato del solfato di sodio, che è uno dei sali che maggiormente altera i materiali dei nostri beni storici e archeologici. Possiamo dire da dove arrivano questi campioni? Allora, questi campioni provengono dalla cava di San Lucido, la cosiddetta pietra di San Lucido, e abbiamo recuperato questi campioni poiché sono quelli con cui il monumento in questione, in questo caso la chiesa di San Domenico, ubicata nel centro storico di Cosenza, è stata realizzata. Ovviamente il nostro interesse è stato focalizzato sul portale d'ingresso. Ma è davvero un portale di grande valore storico oltre che artistico. Natalia, a me ti devo dire, direttore, che nel corso, durante la pubblicità, hanno tentato, ecco, mettiamola così, hanno tentato di spiegarmi anche dal punto di vista scientifico tutto il procedimento dei test, ed è stata una cosa molto molto complessa. A me ha colpito molto la camera di invecchiamento, no? A cui questi campioni di cava sono introdotti, interessati proprio per appunto far sì che si proceda poi al risultato dei test. A Natalia io voglio chiedere intanto che cos'è la camera di invecchiamento e poi quali saranno i risultati dei test. Allora, la camera di invecchiamento, come dice il termine stesso, è una camera che simula l'invecchiamento dei nostri provini. In particolare si possono simulare sia l'irraggiamento solare. Noi siamo in grado di tarare la macchina utilizzando delle lampade a UV che sono poste all'interno, un po' come se abbronzassimo così i campioni. Una classica lampada ad UV, ovviamente con delle caratteristiche di laboratorio tipiche di questo tipo di lampada, e simuliamo proprio l'irraggiamento solare che subirebbe il provino nelle stesse condizioni ambientali. Un'altra camera climatica invece simula le condizioni di temperatura e umidità. Noi dobbiamo in laboratorio cercare di riprodurre quelle che sono le caratteristiche che la pietra subisce appunto in ambiente normale. Quindi con le camere climatiche cerchiamo di ricostruire questo ambiente in modo tale anche da testare i prodotti consolidanti che utilizziamo poi per i nostri test in campo. E a proposito di questi, che risultati ci aspettiamo? Come avete avuto modo di vedere prima, questi provini sono fortemente danneggiati dalla cristallizzazione salina, quindi il nostro scopo è proprio quello di proteggere o quantomeno rallentare questo processo che, ahimè, interessa la chiesa di San Domenico come anche molti altri monumenti del centro storico di Cosenza. Quindi il nostro auspicio è quello, innanzitutto nella fase ultima del progetto ci sarà proprio un test sperimentale in campo su alcune superfici di sacrificio individuate nella chiesa di San Domenico, e una volta fatti questi test e monitorati si spera che riusciremo ad applicare questi prodotti anche in altre zone del centro storico di Cosenza, perché a volte lavoriamo spesso all'estero, però è anche bello che le nostre competenze, il nostro know-how, le nostre expertise vengano utilizzate anche, diciamo, dietro la porta dell'università e alla fine del ponte.
Grazie a queste due giovani ricercatrici, direttore, Rosalba, loro sono... questo è il Rosalba, nostro capitale umano all'Università della Calabria. Dimmi. Mi racconti un po', mi fai raccontare un po' la storia di queste due ragazze, queste giovanissime ricercatrici che hanno deciso di rimanere in Calabria, di lavorare qui. Comincio da te. Sì, voi avete deciso di restare in Calabria? Per adesso sì. Per adesso sì, perché comunque da quando abbiamo concluso il dottorato il nostro iter, il nostro percorso è continuativo, per cui amiamo la nostra terra, per quanto sia ancora poco valorizzata, però contiamo di rimanere in Calabria. Natalia, perché voi avete deciso anche non solo di restare in Calabria, ma questo corso di studi che è molto particolare, no? Sì, diciamo che nel mio caso specifico sono sempre stata appassionata sia di geologia che di beni culturali, quindi mi è sembrato, diciamo, un ottimo mixing che rispondesse appunto a quelle che sono le mie inclinazioni. E poi, come ha detto giustamente Michela, la mia collega, sarebbe bello poter impiegare le nostre conoscenze e i nostri studi in qualcosa di utile per la nostra comunità, sia cittadina ma anche regionale, perché a volte è più facile andare via, ma la vera missione è rimanere qui e cercare di fare in modo che ciò che facciamo sia anche utile per le generazioni future. Ma loro vivono... Bellissimo messaggio, direttore. Rosalba, ma loro vivono sì, una situazione di precarietà all'interno della struttura di ricerca dove lavorano? Allora, il direttore vuole sapere se voi vivete una situazione di precarietà all'interno della struttura. Sì, al momento siamo precari. Sì. Sì. Ecco, la risposta è stata lapidaria. Beh, speriamo che si faccia di tutto per trattenere questi ragazzi in Calabria, perché sono loro vero è rappresentato dalla loro capacità, dalle loro conoscenze, dal loro know-how, dalla loro voglia di migliorare questa terra. Ho sentito prima la prima ragazza, Rosalba, di cui mi sfugge adesso il nome, che diceva, beh, per adesso sono qui. Michela dice, per adesso sono qui. Come dire, io ce la metto tutta, però se non dovessero esserci più le condizioni sono costretta ad abbandonare la Calabria. Mi pare questo sia il messaggio. Sì, esattamente. Noi a loro, vista la competenza e comunque il lavoro che quotidianamente svolgono al servizio della Calabria, abbiamo parlato di campioni di cava che provengono da un portale antichissimo e fondamentale per la storia, per la cultura, ma io penso anche per l'economia di questa regione, penso al turismo, perché sono campioni che provengono dal portale di San Domenico a Cosenza e loro stanno lavorando per tutelare, quindi per mantenere in salute e consegnare anche alle future generazioni un monumento che ha insomma davvero tanta storia e racconta l'identità della Calabria. Quindi quello che si fa in questi laboratori dell'Università della Calabria è un lavoro davvero prezioso, straordinario, ed è un lavoro che guarda al futuro. Ci piace questa preparazione del futuro. Io ritorno dalla professoressa Donatella Barca, perché lei è anche coordinatrice e direttore del corso per restauratori e in Calabria ce n'è tanto bisogno. Tra l'altro questo è un corso che aiuta, ed è quella forse la particolarità, anche il territorio, perché i ragazzi operano laddove c'è bisogno. Allora sì, la scelta di attivare questo percorso di studio nuovo, innovativo, sono solo 3 anni che attivo questo corso di laurea, è nata da, diciamo, le motivazioni sono state tante. La prima è quella che appunto la Calabria ha bisogno di queste figure professionali, i restauratori. E la seconda, la speranza di formare finalmente, insomma, delle figure professionali che possano avere degli sbocchi lavorativi, quindi entrambe, diciamo, le cose, ecco, l'obiettivo è quello. Professoressa. Lo abbiamo detto anche nel collegamento. Sì. No, volevo fare una domanda alla professoressa. Scusa Rosalba, lei dice giustamente 3 anni attivato, speriamo di formare quelle professionalità che poi la Calabria dovrebbe utilizzare, tra virgolette.
Lei prima, se non vado errato, ha detto nel primo passaggio dell'intervista con la nostra Rosalba Baldino, noi lavoriamo su commesse che ci arrivano da fuori regione. Ogni qualvolta qualcosa invece ci tocca più da vicino, cioè vale a dire veniamo stimolati ad occuparci delle cose che stanno davanti all'uscio di casa nostra, la cosa ci riempie di orgoglio e di gioia. Ma le chiedo, il vostro lavoro in Calabria, il vostro lavoro di ricerca, le vostre analisi in Calabria, vengono apprezzate oppure no? Allora, il vostro lavoro di ricerca in Calabria, anche di analisi, viene apprezzato o no? Questa è la domanda che arriva da studio. Sinceramente ci apprezzano tanto in tutta Italia e anche all'estero, perché noi stiamo parlando di Calabria, d'Italia, ma abbiamo fatto tantissime ricerche all'estero, dal Messico alla Georgia, insomma paesi stranieri un po' nelle varie parti del mondo, in Calabria un po' meno. Quindi, direttore, le commesse arrivano come sempre succede dall'estero? Sì, perché avevo capito dal tono utilizzato dalla professoressa, ecco, questa mancanza di attenzione che c'è nei confronti di chi invece viene, come dire, viene attenzionato dall'estero, viene apprezzato perché sa lavorare, perché è bravo nella ricerca, perché produce soluzioni interessanti. Perché in questa regione facciamo fatica? Cioè, onestamente non conosciamo quello che si fa all'interno dell'università. Ho visto prima quelle ragazze, sono speranzose, ci mettono voglia, ci mettono determinazione, ci mettono grinta, ci mettono passione, però poi alla fine si ritrovano ad essere precari, insomma, e se questa regione non riesce a dare opportunità a questi ragazzi, e come la costruiamo noi la Calabria del domani? Allora, noi non dobbiamo mai perdere la speranza, dobbiamo farci conoscere, non solo nel resto del mondo ma in Italia e da questa, in Calabria soprattutto, è da questa speranza che appunto sono nati questi progetti proprio incentrati su Cosenza, sulla Calabria, su Reggio, su Palmi, altrimenti se perdessimo questa speranza sarebbe Mi dice qualche lavoro fatto sulla base di queste. Mi dice qualche lavoro fatto per altre regioni e al termine di questi lavori, insomma, avete ricevuto gli apprezzamenti che vi hanno inorgoglito, vi hanno dato grinta e nuova linfa per andare avanti dal punto di vista emozionale? Sicuramente tante pubblicazioni su riviste scientifiche e anche riconoscimenti a livello di premi, qui i nostri giovani, per esempio, per parlare ora perché ci sono le ragazze, io dico sempre le ragazze, ma insomma poi sono bravissime e sono ormai laureate da un po' di anni, e hanno lavorato su un progetto a Baia, il sito archeologico di Baia di Mare, e hanno ricevuto premi anche per questo, su un progetto, era un PON, vero? Sono delle ragazze che hanno ricevuto premi dall'associazione di archeometria, l'Associazione Nazionale di Archeometria, quindi insomma abbiamo avuto vari riconoscimenti. Senta professoressa, in Calabria non dobbiamo mai perdere la speranza e farci conoscere. Senta professoressa, ma viene per esempio chi amministra questa regione o l'ha amministrata nel corso degli anni a rendersi conto di quello che fate, di come vi muovete, dei successi che ottenete, dell'entusiasmo che ci mettete dentro nel portare a termine un percorso, un progetto, o non è mai venuto nessuno? No, qualche visita, per essere onesti, l'abbiamo avuta, e abbiamo avuto anche su progetti POR, abbiamo avuto finanziamenti su progetti POR, quindi questo in qualche modo è un segnale della nostra validità, il fatto che poi alla fine batti e batti, insomma, chi insiste alla fine alla dura si vince, quindi questo è il segnale. Non bisogna mai mollare, io sono di questo avviso, altrimenti non sarei qua. Se avessi deciso di mollare non mi troverei qua. Io per entrare in università prima mi sono fatta 10 anni di gavetta di insegnamento nella scuola, quindi se non avessi insistito, non avessi avuto questa passione, probabilmente oggi non sarei qui. Complimenti, complimenti.
complimenti per quello che fa. Poi ho visto anche il sorriso di queste ricercatrici che sono piene di entusiasmo, però sì, dobbiamo... Speriamo di vederlo spesso questo sorriso, di concretizzare, di continuare a vederlo, perché prima o poi i giovani poi si scocciano e scappano. Perché poi alla fine, dai e dai, insomma, come si dice, una propria realizzazione lavorativa bisogna pur trovarla, e fino a quando regge la passione l'entusiasmo va bene. Il problema è che poi vanno via. Lei ne ha viste tanti che sono andate via? Perché poi alle altre nazioni no, per fortuna loro si sono laureate con noi e bene o male siamo riusciti con questi progetti, diciamo, ad avere un minimo di sostentamento anche per loro, però insomma certo è complicata, alla fine il tempo determinato è sempre una spada di Damocle, quindi insomma speriamo di concretizzare. Noi gli facciamo i migliori auguri a queste ragazze. Buone possibilità. Migliori auguri a queste grazie. Ricercatrici e naturalmente a lei che porta avanti questo laboratorio, e abbiamo visto anche la qualità del prodotto che viene, come dire, messo in vetrina dall'Università della Calabria. Quella è solo una piccola parte, siete riusciti a vedere solo una piccola parte. No, ma recupereremo altro, però penso che siamo riusciti a rendere l'idea. Assolutamente sì, io sono affascinato da tutta questa strumentazione ad alta tecnologia. Prima sentivo il tecnico parlava di un piccolo granello di campione che poi restituisce la storia, i processi di invecchiamento che ha subito, e poi le ricercatrici che parlavano dell'invecchiamento artificiale per trovare una soluzione a far resistere il materiale. Sono cose bellissime che appartengono a tutti quanti noi, perché se si studia per salvaguardare, restituire alle generazioni future un monumento che appartiene alla nostra storia, alla nostra cultura, è quanto di più meraviglioso si possa fare. Benissimo, Rosalba. Grazie, la ringrazio per questa conclusione. Sì, direttore, allora era passato anche il rettore, devo dire, e in questo momento però penso sia uscito, non lo vedo più, vediamo se riusciamo a portarlo in postazione per una battuta finale. Rosalba, quanta gente lavora? Per concludere... Quanta gente lavora all'interno del laboratorio? Qui adesso, in questo momento? No. Diciamo quando a pieno regime, diciamo. A pieno regime, ma diciamo che quelli che ci avete visto. Riusciamo a fare tanto pur essendo pochi. 3, 4, poi 5. Ci sono tanti altri colleghi che lavorano. Sì, questi sono i numeri, sì, 3, 4, 5, sì, più o meno. Senta, quanto tempo occorre per portare a termine un progetto di analisi sul materiale di un palazzo storico, di un monumento storico? Quanto tempo occorre? Dal momento in cui... In realtà un po' è funzione dei campionamenti. Chiaramente più campioni abbiamo, più i tempi si allungano, però dipende dai tempi che lavoriamo. Per esempio nel caso dell'invecchiamento ci sono dei tempi tecnici, nel caso dell'applicazione dei protettivi pure ci sono dei tempi tecnici. Solo per una pura diagnostica i tempi sono più veloci, ad esempio diciamo che in base al numero dei campioni in una settimana riusciamo ad ottenere un risultato preliminare. Ecco. Senta, ho saputo che all'interno della struttura avete degli strumenti di alta tecnologia da fare invidia alle altre università del paese, è vero questo? Verissimo, anche perché il mio laboratorio è uno spettrometro di massa con un ablatore laser che sicuramente per provarlo bisogna spostarsi a Pavia, a Cagliari, a Palermo, ma non ce ne sono molti, in Calabria sicuramente è l'unico. E perché secondo lei noi non sappiamo cosa avviene all'interno di questi luoghi di ricerca, di analisi e di studio? Siamo distratti? Che cosa ci capita? Ma non lo so, un po' c'è la filosofia del dire vado a studiare a Roma e sicuramente l'Università Sapienza è migliore dell'Unical, e poi magari vado alla Sapienza e trovo un decimo di quello che c'è all'Unical.
Forse un po' di disinformazione, però adesso l'abbiamo capito, infatti stiamo girando un po' per le scuole, facciamo un po' di, come si chiama adesso, che è molto di moda, un po' di orientamento per così dire in ingresso, quindi andiamo un po' nelle scuole, ci raccontiamo, invitiamo le scuole a venire, questa è una cosa importante perché appunto la conoscenza è fondamentale, secondo me. Noi abbiamo deciso di compiere questo viaggio per portare nelle case dei calabresi quello che effettivamente si fa all'interno dell'Università della Calabria, perché c'è Infatti mi sembra un'ottima iniziativa, veramente lodevole. Lo dobbiamo a persone come lei che lavorano onestamente e quotidianamente per far crescere questa regione, e lo dobbiamo alle ricercatrici che abbiamo conosciuto prima, abbiamo visto prima, perché meritano di essere, come dire, illuminate dai fari del palcoscenico, perché gente davvero sulle cui spalle, secondo me, poggia la Calabria del futuro. Benissimo, concordo appieno. Rosalba, a te. Sì, direttore, a me non resta che chiudere questo collegamento allora. Io ringrazio per l'ospitalità veramente la professoressa, i tecnici di laboratorio, le ricercatrici, anche il rettore che si è affacciato ma è andato via e non riusciamo a fare una battuta con lui. Ecco, vogliamo restituire ai calabresi la verità sul lavoro in Calabria, a partire da laboratori come questi, laboratori all'avanguardia in cui si fa un lavoro importante, un lavoro che è riconosciuto all'estero e poco nella nostra regione, e io credo che anche il nostro di lavoro ha una responsabilità in questo, e allora è importante che cominciamo questo viaggio, che è un viaggio per conoscere ciò che non conosciamo, e speriamo che i nostri telespettatori diventino curiosi come noi, restino affascinati come noi da quello che oggi abbiamo visto e dalle competenze che abbiamo toccato con mano. Quindi, direttore, io darei l'appuntamento poi alla prossima settimana, quando andremo in altri laboratori dell'Unical. Bene Rosalba, come sempre puntuale, precisa, splendido questo tuo racconto. Intanto non la prossima settimana ma venerdì alle 15:30 andremo nel laboratorio di genetica, vedremo anche lì dei ragazzi giovanissimi che lavorano splendidamente, sono dei ricercatori che hanno un futuro davanti ai propri occhi, che meritano però di essere incoraggiati, stimolati, aiutati, e questa regione deve guardare con fiducia a questa nuova generazione. Il futuro di questa terra passa necessariamente, obbligatoriamente, dalla loro capacità, dalla loro forza, dalla loro determinazione. Quindi chiudiamo qui. Per quanto riguarda questo viaggio all'interno dell'Università della Calabria, l'appuntamento è a venerdì alle 15:30 e poi replica la sera. Domani invece altro argomento, altra storia, sempre qui con noi. Arrivederci.